Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock it two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Buongiorno a tutti, benvenuti ai presenti, bentrovati a coloro che sono collegati attraverso lo streaming per questo momento di riflessione all'interno della manifestazione di Job Orienta Verona. Il tema che affrontiamo oggi è un tema non nuovo per ENAIP. All'interno di questa manifestazione già il secondo anno che il sabato mattina dedichiamo un'ora a fare alcune riflessioni su questa figura professionale, l'operatore sociosanitario. Quest'anno vogliamo affrontare l'operatore sociosanitario del futuro, un ponte una figura ponte tra sanità, sociale e sociosanitario. Sono Marinella Pellizzari, sono responsabile dell'area adulti di ENAIP Veneto e in questa qualità anche dei percorsi formativi che svolgiamo in ENAIP per gli operatori sociosanitari. Sono qui con me 3 persone che per il loro ruolo, per la loro posizione, possono da 3 punti di vista lavorare ad una riflessione rispetto al tema. Poi si presenteranno per la loro funzione. Sono qui comunque Alberto Fantuzzo, Bertilla Ambrosi e Federica Zammarco. Poi loro presenteranno l'azienda per cui lavorano e in particolare Federica Zammarco è un'operatrice di ENAIP Veneto che in questo contesto leggerà farà le riflessioni da 2 punti di vista, come tutor dei corsi OS, ma come esperta, diciamo, nei rapporti con l'ambito sanitario. Bene, allora, 2001 l'operatore sociosanitario, attraverso l'accordo Stato-Regioni, viene finalmente definito come figura professionale. Precedentemente le sigle e le mansioni, diciamo, riferite a questa figura professionale erano diverse, non contestualizzate. 2001, accordo Stato-Regioni, nasce l'operatore sociosanitario. 2002-2022, 20 anni di storia. 20 anni di storia di ENAIP rispetto a questa figura professionale. Alcuni dati. In questi 20 anni ENAIP ha erogato 255 corsi per operatori sociosanitari e ha qualificato oltre 7.000 persone. La figura dell'operatore sociosanitario, immaginate voi come può essere cambiata negli ultimi 20 anni. 20 anni fa non c'erano nella formazione per l'operatore sociosanitario indicate e definite tutte le competenze professionali che sono indicate e definite negli ultimi percorsi che andiamo ad erogare. 20 anni fa la figura professionale dell'operatore sociosanitario veniva definita come la figura che attraverso la formazione
doveva cercare di soddisfare i bisogni e il benessere bisogni primari e il benessere della persona. La bozza del giugno 2022, l'accordo Stato-Regioni, è ancora una bozza, amplia questa definizione di operatore sociosanitario perché introduce alcuni concetti che sono importanti. Forse il più importante è quello che l'operatore sociosanitario è una figura integrata in un sistema con un proprio ruolo che deve avere la capacità di interagire con altri soggetti sia in ambito professionale sia nei contesti in cui opera. Allora, la prima domanda che voglio rivolgere ai miei 3 compagni di avventura è proprio questa: partendo dall'oggi, partendo dai documenti, partendo dalla loro esperienza sia in ambito formativo, perché Federica è una tutor, ma gli altri 2 qui presenti sono anche dei formatori, lavorano in contesti particolari, quindi dal vostro punto di vista la figura dell'operatore sociosanitario oggi, ma soprattutto proiettata nel futuro, quali sono le indicazioni che dal vostro punto di vista potete dare? Qual è la visione che immaginate di avere rispetto a questa professione, non tanto a breve ma a lungo termine? Passo la parola ad Alberto Fantuzzo che si presenterà. Grazie Marinella, grazie a tutti e grazie per l'opportunità. Io sono direttore della residenza Santa Chiara a Padova, che è la residenza forse più grande d'Italia per anziani non autosufficienti, perché abbiamo 480 posti letto. Ma la nostra è una fondazione di dimensioni elevate, perché l'Opera Immacolata Concezione, che ha 65 anni di storia, ha circa 2300 posti letto in 11 residenze in Veneto, più una a Gorizia e una in provincia di Mantova, e circa 1700 dipendenti. Quindi quello che cercherò di portare oggi è un po' il frutto dell'esperienza che vivo quotidianamente con gli oltre 200 OS che lavorano anche da noi, che lavorano da me. Allora, pensando un po' a quello che è l'evoluzione di questa figura, io dico un'altra cosa in premessa: ho avuto la fortuna di partecipare anche come rappresentante di UNEBA, che è la nostra associazione di categoria, alla cabina di regia regionale che programma i corsi OS. L'ho fatto per anni, da un paio d'anni ho ceduto la mano a un altro collega, ma anche questa è un'opportunità per vedere tutto il processo, dalla pianificazione del corso fino alla esecuzione del corso, alla docenza, alla selezione in struttura e anche a volte anche al riconoscimento, gratificazione o anche al richiamo degli operatori sociosanitari, un po' tutto quello che è la vita dell'operatore. Questa figura così fondamentale e lo sarà sempre di più fondamentale. Perché lo dico? Perché fondamentalmente il fabbisogno è in aumento, ma non è questione di Covid o non Covid. Il fabbisogno è in aumento e quindi l'offerta di impiego per gli operatori sociosanitari, lo dico in particolare per quelli che sono collegati con noi e che stanno pensando magari di iscriversi a dei corsi OS, è sostanzialmente, il titolo è sostanzialmente una garanzia di lavoro, perché oggi c'è grande bisogno. Un'altra cosa, mi riallaccio al tema, uno degli ultimi temi toccati da Marinella, il fatto che il titolo di OS sia riconosciuto oggi in tutta Italia, a prescindere dalle distinzioni regionali, è fondamentale. Fino a poco tempo fa avevamo problemi ad assumere OS di altre regioni perché avevano percorsi formativi molto diversi. Oggi per fortuna non è più così, anche se i percorsi poi magari entreremo sono diversi. Allora, le necessità sono in aumento perché pensate che ci sono solo in Veneto oltre 180.000 anziani non autosufficienti, di questi solo 31.000, 32.000 sono nelle strutture. Significa che gli altri sono assistiti a domicilio. Come sono assistiti? In maniera molto artigianale, se permettete. Allora c'è bisogno di formazione perché poi aumentano le patologie. Molti anziani che ci arrivano sono pluripatologici, quindi l'operatore sociosanitario è una figura in evoluzione perché deve far fronte a nuovi bisogni.
In più teniamo conto che le famiglie saranno sempre più composte da figli unici, e i figli unici fanno fatica a fare rete nel supporto alle persone anziane, che vivono mediamente sempre di più. Quindi spesso ci troviamo a dover assistere, a supportare figli settantenni di ospiti che hanno oltre 100 anni. Anche questa è una nuova dimensione, una nuova frontiera per noi e anche per le figure che lavorano da noi, compreso l'OS. Altra cosa, disabilità, nuove fragilità, i disabili over 65, che una volta non esistevano, oggi abbiamo bisogno di pensare anche a questi. Il fine vita che si prolunga fino a oltre i 100 anni. Noi abbiamo, nella nostra fondazione abbiamo il club over 100, di quelli che ricominciano da zero a contare gli anni, perché abbiamo sempre più ultracentenari. Ecco, tutto questo impone una attenzione particolare alla formazione, sia quella di base sia quella in itinere, perché la formazione, la realtà presenta sfide nuove e la formazione non può che rispondere a nuove sfide. Questa è un'opportunità che abbiamo, oltre che una sfida, da cogliere assieme, tra strutture che gestiscono non solo gli anziani, ma penso disabilità, psichiatria, inserimento scolastico, domiciliare, eccetera, e gli enti formativi. Grazie Alberto. Ora tocca a Bertilla Ambrosi, che ha un osservatorio molto particolare, in parte di cui già Alberto ha fatto un accenno. Prego Bertilla. Buongiorno e grazie per questa possibilità. Sono Bertilla Ambrosi e sono un socio lavoratore della cooperativa Spazio Aperto di Bussolengo in provincia di Verona. Svolgiamo servizi alla persona partendo dai 0 anni, cioè abbiamo nidi, alcuni asili nido, dopo scuola, quindi seguiamo i ragazzi nel percorso scolastico e arriviamo fino agli anziani con 2 piccole case di riposo. Io in particolare mi occupo dell'assistenza domiciliare. Da tanti anni, prima come operatore, ancora prima che ci fosse la figura dell'OS, io c'ero. Eri un assistente addetto assistenza anziani, poi nel 2000 esatto, ma c'erano varie sigle, OTA, ecco. E poi ho fatto il corso OS, la sanatoria famosa, e ho continuato appunto in questo servizio. Ho visto tutti i cambiamenti che ci sono stati a livello delle persone, della famiglia, il prolungarsi della vita, la presenza di molte patologie, insomma sono cose che abbiamo visto. Oggi sono responsabile dell'area dei servizi perché comunque ho proseguito gli studi e ho avuto anche questa opportunità. Quello che posso dire rispetto appunto alla figura dell'operatore sociosanitario che noi chiamiamo assistenti domiciliari, la necessità è quella impellente, quella di continuare a promuovere la domiciliarità, perché è vero che ci sono i posti in casa di riposo, però dovrebbero essere l'ultima spiaggia, perché ognuno ama stare nella propria casa circondato dalle proprie cose. Quindi la figura dell'operatore dovrà aiutare le persone, oltre con le sue competenze tecniche, ma anche aiutare le persone ad accedere ai servizi, ad esempio una cosa banale, ma anche a richiedere i pannoloni, a sbrigare pratiche presso gli uffici competenti, eccetera. Quindi è una capacità che l'operatore che andrà a domicilio dovrà affinare. Poi un altro compito importantissimo dell'operatore è il contrasto alla solitudine. Ci sono molte persone anziane ma molto sole, quindi è importante che l'operatore sappia individuare la rete che c'è attorno a queste persone oppure aiutare a costruire una rete di vicinato, di servizi, di volontariato, di associazioni, quindi la promozione della rete attorno alla persona. E poi, come è già stato anticipato, i nostri anziani hanno sempre più patologie,
quindi è importante saper operare in questi contesti, specializzarsi bene e acquisire competenze per gestire persone che hanno appunto più patologie, soprattutto negli ultimi anni c'è il grossissimo problema delle persone affette da Alzheimer, che sono molto difficili e fanno scoppiare anche le famiglie, insomma. Inoltre proprio in questi ultimi tempi le operatrici chiedono formazione che riguarda la gestione di persone con dipendenze e anche molto diffuso l'autismo. Ultimamente ci sono molti casi di bambini con autismo che richiedono i nostri interventi, quindi insomma. Riguardo proprio le competenze anche necessarie, che sarebbero proprio necessarie, è la possibilità di somministrare la terapia, perché è vero che ci sono le infermieri del territorio, ma questi intervengono in casi di questo è un tema molto delicato che magari affrontiamo poi anche nelle conclusioni, perché riguarda il ruolo dell'operatore sociosanitario e l'ampliamento delle sue competenze. Ecco, questa proprio so che è un tema delicato nel confronto con gli infermieri, per esempio. Sì, non si tratta di portare via il lavoro agli infermieri, ma si tratta proprio di una necessità, perché i nostri utenti non ci vedono, non sono in grado di prendersi le pastiglie, c'è proprio una cosa praticissima, ecco, questa. E infine concludo dicendo che il mondo dell'assistenza domiciliare ad oggi è un mondo prettamente femminile. Abbiamo una quarantina di assistenti domiciliari e solo un maschio che però fa servizi più di trasporto, perché è un po' difficile inserirlo in un contesto familiare. Grazie Bertilla, già ci sono moltissimi spunti di riflessione. Adesso la parola è a Federica Zammarco e il suo intervento avrà come dire, la caratteristica di un osservatorio abbastanza particolare. Lei non opera all'interno di una struttura ospedaliera perché è un tutor OS, è un tutor senior, ha un'esperienza ventennale nei corsi per operatori sociosanitari, ma ha una forte relazione con l'ambito sanitario. Quindi interagisce con i soggetti, le guide, i responsabili dell'area tirocini per l'ambito sanitario e i tutor aziendali. E mi sembra importante osservare, sentire il suo punto di vista proprio rispetto a un ambito di intervento, un contesto di intervento che rispetto agli ultimi 20 anni è tutto sommato abbastanza nuovo. L'operatore sociosanitario 15 anni fa era molto poco presente nelle strutture ospedaliere. Oggi l'operatore sociosanitario lo trovi nel pronto soccorso, lo trovi nei reparti di maternità, lo trovi nelle sale operatorie, lo trovi a 360 gradi. È una visione un po' diversa dalle precedenti, ma che sicuramente troverà dei punti di incontro. A te. Buongiorno a tutti, sono appunto Federica Zammarco, coordinatore provinciale dei percorsi per operatore sociosanitario e tutor senior appunto dei percorsi sempre per operatore sociosanitario. Per la mia È un tutor accreditato presso la Regione Veneto. Per quello che riguarda la mia esperienza, posso dire che sicuramente nel comparto sanitario oggi e in futuro l'OS affiancherà sempre di più l'infermiere e sarà non solamente un affiancatore che esegue determinate attività, ma supporterà sempre di più l'infermiere, quindi in futuro bisognerà ampliare le competenze anche previste nel percorso formativo dal mio punto di vista, perché dall'esperienza anche che abbiamo avuto abbiamo visto che durante i tirocini molte guide
chiedevano all'operatore sociosanitario, al tirocinante, di utilizzare delle terminologie tecniche, di essere a conoscenza anche di alcune situazioni, patologie, e non sempre è successo, perché appunto la formazione è molto ampia, va a toccare diverse tematiche e magari alcune sono più approfondite di altre. Pertanto molto spesso il tirocinante tornava a casa e si metteva a studiare per tornare preparato il giorno seguente. Per questo appunto sottolineo che servirà un operatore sociosanitario più competente dal punto di vista anche, non dico infermieristico, ma dal punto di vista sanitario, quindi anche con un approfondimento rispetto ad alcune tematiche in base ai reparti in cui verrà inserito. Cosa importante è che l'OS, se un tempo era considerato una figura prettamente ausiliaria con determinate attività tecnico-operative, oggi fa parte integrante dell'equipe di chi lavora in un reparto ospedaliero, quindi partecipa attivamente agli incontri delle consegne, ma anche si relaziona non solo con l'infermiere, ma con i medici, col primario, quindi anche è evoluto, è cambiato il ruolo e sarà sempre più in crescita. Di conseguenza bisognerà lavorare non solo sulle competenze professionali per il futuro, ma ancora di più anche nelle competenze trasversali o di soft skills. Bene, allora mi sembra che una prima riflessione si possa fare. L'OS, l'operatore sociosanitario, ha un ruolo che diventa sempre più complesso e che forse ha bisogno di una maggiore definizione anche in termini istituzionali, perché più un ruolo è definito, più significa che le persone che lo svolgeranno acquisiranno una identità professionale che permetterà loro di confrontarsi alla pari con le altre figure professionali di riferimento. A questo punto mi viene la seconda provocazione, il secondo, come dire, elemento di riflessione. L'operatore sociosanitario ha una serie di competenze trasversali, di base, professionalizzanti, a seconda di come la vogliamo interpretare. Sicuramente le competenze trasversali in questo lavoro, come in tutti i lavori, sono un elemento fondamentale. Spesso si pensa che è importante saper fare bene una manovra, ma non si pensa a quanto importanti sono alcune caratteristiche che l'operatore sociosanitario deve comunque avere e saper agire. Allora vi chiedo, da ognuno dei vostri osservatori, dall'ambito sociosanitario, dall'ambito sociale, l'ambito più specificamente sanitario, quali sono secondo voi le competenze trasversali uniche a seconda del vostro osservatorio, ma anche comuni a tutti gli ambiti e i contesti e all'agire dell'operatore sociosanitario? Cominciamo da te, Alberto. Grazie. Allora io vorrei esordire questo secondo tentativo di risposta dicendo che sono sempre più rammaricato nel sentire quanto viene bistrattata la figura dell'operatore sociosanitario. È veramente riduttivo ciò che normalmente si racconta in giro dell'OS. Allora, una prima responsabilità ce l'hanno gli OS stessi, che dicono ci sentiamo l'ultima ruota del carro. Io non ho mai visto un carro andare via con 3 ruote, perché se ha 3 ruote va sbilenco. Quindi anche l'ultima ruota, qualora ce ne fosse una di ultima, è importantissima. Questo lo dico per gli operatori sociosanitari e lo dico anche ai miei quando ogni tanto si affliggono.
perché il lavoro magari è anche articolato, complesso, faticoso, ma non bisogna abbattersi. L'altra cosa è che spesso si racconta nel vissuto quotidiano dell'operatore sociosanitario come quello che fa le cose più elementari, più basiche, che è vero, ma se non le fa l'operatore sociosanitario, chi le fa? Quando prima Marinella diceva risposta ai bisogni primari, normalmente agli operatori sociosanitari si insegna la piramide di Maslow, che ha una scala crescente di bisogni ai quali ciascuno di noi può contribuire a rispondere. Ma i bisogni primari sono quelli su cui poi si fondano le risposte agli altri bisogni. Se non c'è risposta ai bisogni primari, non c'è risposta per gli altri bisogni. Allora recuperiamo per cortesia la funzione fondamentale, basilare, direi, dell'operatore sociosanitario. Dobbiamo raccontare una storia diversa dell'operatore sociosanitario. Dobbiamo arrivare, secondo me, al punto che i genitori dovrebbero essere orgogliosi di avere dei figli che frequentano il corso OS o che vanno a fare l'OS, così come l'avvocato, così come l'infermiere, anche se magari l'OS è meno pagato. Questo è un altro ambito su cui forse vale la pena fare qualche altro focus. Però, siccome sono convinto di questo, ho scoperto, perché io vengo da altri mondi, vengo dal mondo del turismo, poi ho lavorato in banca e poi sono entrato nel sociale, ho scoperto quanta ricchezza ci sia nelle mansioni, nelle aree di responsabilità che un operatore sociosanitario può svolgere o è chiamato a svolgere, e questo mi fa capire la ricchezza di questo ruolo. È un mestiere complesso, non è un mestiere facile. A volte si pensa che altri siano mestieri facili, o che questo lo sia facile perché è molto anche manuale. Non è per niente facile, è complesso, è articolato. Serve innanzitutto visto che si chiedevano le caratteristiche, consapevolezza del proprio ruolo, perché ogni operatore sociosanitario, potendo fare più mansioni, deve rendersi conto in quale contesto sta operando. Capacità di contestualizzare la propria opera, perché al domiciliare è diverso che in struttura. Nell'ambito ospedaliero, in sala operatoria, è diverso che in una comunità di recupero per tossicodipendenti o in una comunità per minori o all'inserimento scolastico. Quindi già sapere dove si è fondamentale. Questa cosa è una cosa che va insegnata, perché normalmente noi siamo decontestualizzati oggi, perché WhatsApp ci contestualizza con tutto, invece non è vero, dobbiamo contestualizzare dove siamo, perché poi le misure di sicurezza, la prevenzione, l'attenzione alla strumentazione da utilizzare, tutto è conseguenza. Dove sono? E già questa è una prima complessità. Seconda cosa, la capacità di osservare. L'OS è operatore sociosanitario, ma io lo dico sempre ai miei operatori, ai miei allievi, OS è la radice del verbo osservare, e l'operatore deve imparare ad osservare, tutti gli operatori, perché loro non possono risolvere i problemi da soli, ci mancherebbe, ma possono osservare e restituire a altre figure professionali tutto ciò che è fondamentale per l'ospite, e loro lo vedono, lo osservano come nessun altro, come nessun'altra figura. Sono un po' di parte, ma perché mi sono reso conto nell'esperienza quotidiana di quanto importante sia questo. Altra cosa, altro elemento di complessità, l'attenzione per i dettagli. Non è un lavoro industriale quello dell'OS, troppe volte viene pubblicizzato, svenduto in questo modo. È attenzione ai dettagli di ciascuna persona. Già la selezione cromatica degli abiti di una signora che è psicolabile al mattino è una cosa fondamentale per orientare la giornata in positivo e in negativo, e ne ho degli esempi sotto gli occhi mentre vi parlo che potrei raccontarvi, ma andremo troppo a lungo. Poi, altro elemento di complessità, saper riconoscere nel contesto diverso in cui sto operando quali sono le risorse che ho a disposizione, perché non sono mai solo. L'operatore non è mai solo, neanche al domiciliare, perché ha almeno i servizi invianti che gli hanno dato delle indicazioni, mai soli, quindi sempre con un gioco di squadra. Non è complesso lavorare in squadra oggi, forse più di una volta. L'operatore sociosanitario svolge un mestiere complesso e articolato. Capacità di gestire l'originalità degli ospiti, di ciascun ospite, la capacità di gestire i cambiamenti di quell'ospite che conosco già, perché quando ho lasciato il turno non è detto che fosse uguale a quello che ho trovato stamattina, quando sono montato in turno. E anche questo è un altro elemento di complessità. Su questo non me ne vogliono gli infermieri. Gli infermieri sono molto più metodici, hanno la terapia da applicare e loro la somministrano. Per cambiare la terapia bisogna che qualcuno osservi, qualcuno faccia un minimo di diagnosi e poi prescriva diversamente. L'operatore invece
è costretto a osservare i cambiamenti dell'operatore. Anche questo è un elemento di grande complessità, perché gli ospiti sono sempre più complessi, sia quelli a domicilio che quelli in struttura. Altro elemento, la capacità, e si accennava prima, a relazionarsi con altri professionisti, sempre di più, perché le pluripatologie da una parte, ma anche la possibilità di rispondere in maniera diversa a bisogni, in maniera progettuale col concorso di altre figure, impone il coinvolgimento dell'OS anche nei PAI e nei PEI, ed è fondamentale questo, altrimenti ci perdiamo una grossissima fetta di esperienza, di quotidianità e di ipotesi di soluzione. Allora, una cosa secondo me fondamentale di cui dovrebbero nutrirsi gli operatori sociosanitari oggi è quella di nutrirsi di cose positive, di positività della vita, perché troppe volte sono un po' costretti, schiacciati sulle cose più umili, più bistrattate, e tendono a proiettarsi in questo. Invece hanno bisogno gli operatori sociosanitari, come le altre figure, come tutti coloro che lavorano nel sociale, ma oggi facciamo un focus sugli OS, e lo dico, gli OS hanno bisogno di nutrirsi di cose positive al lavoro e anche fuori dal lavoro. Allora, il sistema di welfare per gli OS, che sono la gran parte degli operatori del sociosanitario, è fondamentale. Non ultima, anzi, l'esigenza di una formazione continua, quella di base, non è sufficiente, ma non lo dico perché non bastino le 1000 ore, non è questione, è che non si può insegnare tutto, è che le esigenze cambiano, ed è che servono competenze sempre più specifiche. Pensiamo all'Alzheimer, pensiamo al Parkinson, pensiamo alla SLA, pensiamo alla solitudine, pensiamo alle ludopatie, pensiamo a tutte quelle frontiere che oggi si pongono ai nostri occhi con grande evidenza. Allora dico una cosa che ho sentito, che a livello nazionale si sta pensando di elevare il livello minimo di scolarità per coloro che vogliono fare gli OS, passandolo dalla terza media al diploma superiore. Scuola superiore. Ecco, io sono molto preoccupato di questo, perché la formazione dell'operatore sociosanitario è una formazione sul campo, è una formazione in itinere, non è una formazione di base. Io in aula ho avuto e ho anche assunto persone laureate in giurisprudenza che l'avevano fatto per fare un favore ai loro genitori, poi hanno intrapreso il mestiere del sociale perché ci tenevano di più a queste cose. Un laureato in giurisprudenza che sa un sacco di cose, anche più di me, quando si mette a fare l'operatore sociosanitario, se non si rimbocca le maniche e non parte da zero, con la formazione fatta in aula, con la formazione dei tirocini che magari affronteremo dopo, e con la formazione che fa sul campo, non può essere un bravo operatore. Quindi non è questione del titolo di studio da cui si proviene, ma è la formazione che riusciamo a garantire con la formazione di base e con la formazione in itinere da parte delle aziende che assumono gli OS. Perfetto. Già abbiamo tanta carne al fuoco. Adesso vediamo di aggiungerne o di integrarne dell'altra carne al fuoco. Facciamo una grigliata allora. Sentendo appunto il punto di vista di Bertilla rispetto appunto alla trasversalità delle competenze. Allora sottoscrivo tutto quello che è già stato detto, aggiungo che appunto l'operatore deve avere una preparazione tecnica, però deve avere sempre gli occhi aperti e quindi deve avere attenzione a lavorare anche in sicurezza, perché deve avere l'occhio aperto sul contesto e capire quando può andare avanti col suo lavoro o quando deve fermarsi, perché specialmente a domicilio si presentano delle situazioni particolari in cui l'operatore a volte deve lasciare il posto di lavoro e tornare indietro. Inoltre è fondamentale anche mantenere la privacy rispetto alle persone che si incontrano e alle situazioni anche di disagio che si incontrano nelle famiglie, nelle case. Un altro elemento che risottolineo è il fatto di lavorare in equipe. Ciascuno porta il proprio apporto che deve essere interessante per l'equipe. Quindi pensare, l'occhio è sempre rispetto il mio ruolo,
che apporto può dare all'equipe completa. L'equipe che non è solo la collega che lavora con me, quindi sapere anche chi è l'equipe. L'equipe è il mio responsabile di area, è la cooperativa, è il medico, ciascuno per le sue competenze, le varie figure che ad oggi vengono inserite nella famiglia, nella casa, la podologa, la logopedista, tutte le varie figure. Quindi quando si parla di equipe si considera un gran insieme di persone, insomma. Poi gli operatori del domiciliare sono chiamati anche a fare training domiciliare, a insegnare alle famiglie a svolgere delle manovre su una persona che dall'oggi al domani passa dall'autosufficienza alla dipendenza. Quindi io conosco il mio lavoro, ma devo essere anche in grado di insegnarlo agli altri. E questa è una competenza che si acquisisce anche con l'esperienza. Deve sapere rendicontare puntualmente, compilare la modulistica, osservare e descrivere quello che ha visto, lasciare una traccia in modo che chi entra nel turno successivo legge la consegna, legge il modulo. Inoltre anche ci sono delle raccolte dati anche a livello statistico, quantitativo, qualitativo, eccetera, e fa parte della mansione dell'operatore. E infine anche saper comunicare bene con l'utente in modo adeguato, usando un linguaggio adeguato a quella persona, che non è lo stesso che uso per un'altra persona. Bene, abbiamo già trovato dei punti comuni. Vediamo se anche il contesto sanitario può mettere in risalto le stesse competenze trasversali citate dai due interventi precedenti. Allora, per quello che abbiamo vissuto, condivido tutto quello che hanno detto i miei colleghi. Aggiungerei sicuramente, soprattutto dal punto di vista dell'osservazione, che io a volte l'operatore sociosanitario lo chiamo la sentinella, nel senso che anche nel comparto sanitario, come in tutti gli altri contesti qui descritti, nel momento in cui state svolgendo un'attività, l'operatore sociosanitario svolge un'attività operativa, che può essere l'igiene piuttosto che la svestizione del paziente, non deve solamente fare l'atto pratico, deve anche sapersi relazionare e comunicare con il paziente in questo caso. Quindi le capacità relazionali sono la base dell'attività dell'OS, come anche l'osservazione, perché permette di captare, ad esempio, se un paziente, mentre lo state cambiando, facendo l'igiene, e con lui state comunicando, dialogando, a un certo punto non vi risponde più, voi siete appunto le sentinelle per dire c'è qualcosa che non va, e quindi avvertire l'infermiere piuttosto che l'operatore incaricato. E altra cosa fondamentale è l'ascolto. L'ascolto è una cosa di cui tutti abbiamo bisogno, soprattutto in un momento magari di piena sofferenza, che sia nell'ambito sociale, sociosanitario o sanitario. Una parola fa sempre piacere anche al paziente, all'ospite, all'utente che è in maggiori difficoltà. Soprattutto anche magari quando ci si trova di fronte a persone, soprattutto se entriamo nell'ambito psichiatrico, che possono diventare aggressivi, e quindi cercare la giusta modalità, il giusto ascolto per cercare di entrare in contatto con questa persona che potrebbe essere più difficoltosa di altre. Il lavoro in equipe penso che sia la base ed è fondamentale. Come dicevo prima, oggi l'OS partecipa attivamente negli incontri di coordinamento. Pensiamo all'assistenza domiciliare, partecipa insieme all'assistente sociale, ai riferimenti, non so, allo psicologo dell'età evolutiva, piuttosto che agli specialisti di riferimento, alla condivisione del PAI, del PEI, ma perché
perché ci possono essere delle cose da aggiustare e di conseguenza l'OS, che magari tutti i giorni entra in contatto con l'utente, l'ospite e il paziente, può dare delle indicazioni utili a chi poi deve prendere delle decisioni rispetto alla persona. In ambito ospedaliero l'altra competenza fondamentale è la dinamicità, nel senso che rispetto ad altre strutture come può essere la residenza, dove una volta che si è imparato a fare il lavoro più o meno è sempre quello, nella struttura ospedaliera c'è molta più dinamicità, non che il lavoro sia diverso, ma oggi un paziente può essere allettato e quindi ha bisogno dell'OS, il giorno seguente invece non ne ha più necessità perché è autonomo, quindi capire dove l'OS deve intervenire e dove invece deve fermarsi un po' prima, perché comunque l'obiettivo dell'operatore sociosanitario è sempre quello di mantenere le abilità residue o stimolare le abilità residue della persona. Bene, mi pare che abbiamo trovato alcuni elementi che sicuramente caratterizzano la figura dovranno caratterizzare la figura dell'operatore sociosanitario sempre di più, e mi sembra che si possano riassumere in capacità di osservare, la capacità di ascoltare, la capacità di comunicare, mi viene in mente la parola empatia, quindi la capacità di essere empatici, ma quando penso alla capacità di comunicare, penso alla capacità di comunicare in diversi contesti e anche in diverse situazioni. L'OS io lo immagino capace di comunicare con il paziente, ma capace di comunicare con un linguaggio, con una competenza adeguata anche per esempio all'interno di un lavoro di equipe. Quindi il saper distinguere linguaggi diversi a seconda dei contesti diversi. Rispetto all'osservazione, credo che può sembrare semplice parlare di saper osservare. Saper osservare è una tecnica che si può sicuramente imparare, che si può sicuramente affinare, ma che parte, credo, dalla consapevolezza interiore del saper osservare gli altri per saper osservare se stessi. Vabbè, forse questa è una riflessione su cui potremmo aprire un altro webinar. Passiamo ad un terzo momento di riflessione. Abbiamo parlato di ruolo, di figura professionale, abbiamo parlato di competenze trasversali, abbiamo capito comunque che i contesti sono contesti diversi, ma allora, per ognuno di questi contesti, quali sono le competenze specifiche di ognuno dei contesti che ognuno di voi metterebbero in risalto, su cui probabilmente la formazione o di base, ma soprattutto continua, si apre un grosso tema sulla formazione continua. Ne parlavo con Bertilla stamattina, credo di aver letto nel documento bozza che l'accordo Stato-Regioni, la conferenza Stato-Regioni prima o dopo affronterà, si parla di formazione continua per l'operatore sociosanitario, andando a declinare addirittura un numero di ore obbligatorie di formazione per ogni anno di lavoro. Ma torniamo a noi. Qual è la domanda che vi farei? Qual è la competenza specifica, tecnica o di altra natura o più generale, ma di questo in parte abbiamo già parlato, e direi proprio la competenza tecnica che voi considerate importante nel vostro contesto per un operatore sociosanitario? Vado io? Grazie. Allora,
innanzitutto dicevo anche prima, questo mestiere si fonda su una formazione che non è mai completata, non è mai finita, ed è una formazione sul campo, si direbbe learning by doing. Quindi l'importanza dell'affiancamento, questa cosa è fondamentale. Non si è mai imparato questo mestiere fino in fondo, perché anche laddove si conoscessero tutti gli ospiti cambiano e ci impongono di cambiare, sono loro che ce lo impongono. Penso alla rotazione che c'è dei letti in ambito ospedaliero, ma penso anche alla struttura che dirigo io, dove l'evoluzione delle situazioni è di minuto in minuto. Quindi non si è mai finito di imparare. Assunto questo, e assunto che la formazione si fa prevalentemente sul campo, è la formazione che è durante tutta la vita del mestiere di OSS. Allora ci sono delle cose che distinguono ovviamente, o meglio, delle attitudini o delle sensibilità che possono aiutare l'operatore, perché, ripeto, l'operatore non fa un mestiere freddo, non fa un mestiere industriale, non fa un mestiere ripetitivo, agisce in maniera, io la volta la definisco l'arte di interpretare il mestiere di OSS, di interpretare la professione, perché è un'arte, ciascuno ci mette del proprio e deve saper tirare fuori del proprio, grazie a quello che vede e grazie a quello che ha imparato. Troppe volte si sente dire che bisogna fare come abbiamo sempre fatto così. Questa cosa, soprattutto i più navigati la dicono ai nuovi, ma è deleteria, perché non aiuta a imparare. In ambito ospedaliero, per esempio, penso che per l'esperienza che ho avuto, per l'esperienza che vedo, per quello che sento dai miei ex operatori, l'ambito è più tecnico, più sanitario, più algido, più freddo se volete, no? Ma proprio lì serve che l'operatore probabilmente esprima delle attitudini che la struttura non favorisce, perché ho sentito troppe volte persone che sono ora da noi dicono: se non ci fosse stato quell'ossa all'ospedale, se non ci fosse stata quella ossa all'ospedale, e lo dicono anche, lo riconoscono anche i familiari, è importante questo. Ad esempio nell'RSA la capacità di intessere sane relazioni interpersonali con gli ospiti, dico sane relazioni empatiche con gli ospiti, perché la relazione è fondamentale, è come essere a casa. Per l'ospite anziano non autosufficiente, l'operatore è uno di casa e gli dice: ma vai in ferie? Ma sei tornato dalle ferie? Ma hai già finito? Ma perché non hai fatto il turno ieri? E questa cosa è, da un punto di vista del lavoro, è importante, perché dà sicurezza, dà fiducia all'ospite. Da un punto di vista dell'operatore, dell'ospite, da un punto di vista dell'operatore è una grande gratificazione che non ha prezzo, perché ti senti utile fondamentalmente. Ecco. Altra cosa, al domiciliare dovremmo pensare, secondo me, facendo leva sul domiciliare, a delle cose che potrebbero servire a tutti gli OSS, una normativa che ci consenta di avere degli operatori con un'autonomia guidata maggiore di quella attuale, perché abbiamo bisogno di maggiore autonomia guidata e garantita dalla formazione, altrimenti il rischio è quello di relegare sempre solo a compiti esecutivi, che vanno bene, che vanno fatti bene, però c'è bisogno anche di autonomia, e al domiciliare l'autonomia credo che si sperimenti, ma non devo trattarlo io l'argomento. In ambito disabilità e psichiatria, l'importanza dello stare uno a uno nella relazione, perché è molto più personalizzata la relazione. La pazienza, l'autocontrollo, la capacità di potersi dare dei piccoli obiettivi ogni giorno diversi. Nell'ambito infanzia, la sensibilità educativa, che significa credere sempre e comunque nella possibilità di sviluppare il materiale umano che ci è affidato, sempre e comunque, anche quando si pensa debba essere irrecuperabile. Mai arrendersi, perché l'educatore, e qui l'OSS potrebbe avere una sensibilità lavorando assieme all'educatore e sviluppandola attraverso la formazione, per poter far emergere, far uscire qualcosa da quella situazione. Allora, è un'arte, ci sono delle tecniche, ci sono delle attrezzature, ci sono delle competenze che si acquisiscono progressivamente e gradualmente. Io vedrei bene questa prescrizione, questa previsione in cui la formazione dell'operatore debba essere garantita da un certo numero di ore all'anno. Io vedrei bene un albo regionale degli operatori sociosanitari,
lo vedrei bene. Non serve che sia un riflessione ordine che si fa. non serve che sia un ordine come gli infermieri, non vogliamo, o gli avvocati, ci mancherebbe, ma un albo regionale in cui ci si possa iscrivere e al quale si possa ricevere la garanzia delle ore di formazione fatte, della competenza sviluppata, dell'iter maturato. Allora, questo da una parte. Seconda cosa, secondo me fondamentale, e mi piace poterla dire oggi qua a questo webinar organizzato da ENAIP, che è un soggetto non qualunque nell'ambito della formazione, il partenariato autentico tra i committenti e i gestori di servizio e chi svolge la formazione. Partenariato autentico intendo non connivenza, non convenienza, ma convergenza di obiettivi comuni, perché le strutture, le cooperative, gli enti stanno sul mercato, perché il mondo è fatto di mercato anche di profit, non solo di onlus, non solo di cooperative sociali, non solo di pubblico. Le cooperative e gli enti stanno sul mercato se sono adeguati alle nuove esigenze, sviluppano esigenze che gli enti di formazione possono colmare, e gli enti di formazione stanno sulla frontiera e evolvono nella loro proposta formativa se sono collegati a coloro che gestiscono la quotidianità e le strutture. Io credo che questi partenariati vadano sviluppati, vadano intensificati, perché possono essere la risposta comune a dei bisogni che sono della società, non sono né solo dell'ente formativo né solo della struttura o della cooperativa che gestisce. Grazie. Sentiamo adesso Bertilla cosa ha da dirci rispetto al quesito posto. Allora, rispetto alle competenze specifiche che può avere un operatore che svolge il proprio lavoro a domicilio. Diciamo che la prima cosa l'abbiamo già sviscerata, ma comunque si tratta sempre di saper comunicare, dicevamo, con l'utente, ma anche noi ci troviamo a dover comunicare con la famiglia e a dover confrontarci anche con un'altra figura sempre più spesso presente nelle case, che è la badante, e non è da poco trovare la giusta misura per collaborare. Quindi questa è una competenza che sulla quale bisogna lavorare e che bisogna affinare, insomma. Abbiamo detto che l'operatore è l'occhio dell'equipe, specialmente chi va a casa è l'occhio dell'equipe, perché è l'unico che entra e che entra tutti i giorni, quindi deve saper osservare bene il contesto nel complesso, la persona e i cambiamenti che ci sono nella persona, la rete familiare che sta attorno e le dinamiche familiari, e anche il contesto sociale che c'è attorno alla persona. Quindi ci vuole un occhio molto allenato per essere molto attento a tutto il contesto. L'operatore che va a domicilio diventa una figura fondamentale per l'utente, perché spesso è l'unica persona che entra in casa e che riesce a interagire con l'utente, che riesce a fare delle cose con la persona. Mi viene in mente che andavo da una persona che non si era mai lavata nella sua vita e sono riuscita a farle il bagno, cioè, una cosa molto, molto terra, però direi fondamentale, ecco, comunque. Però si è lavata con me la prima volta nella sua vita. Quindi cioè abbiamo un compito arduo nelle case, che però ci dà veramente tanta soddisfazione. E quindi l'operatore, che è un punto di riferimento per la persona, ma è anche un punto di riferimento per la famiglia, perché a differenza di 30 anni fa, che la famiglia era vicino, i figli magari abitavano nello stesso palazzo, adesso c'è una dislocazione, l'anziano è in un posto, i figli sono in un'altra città, i figli lavorano, i figli sono in Inghilterra, quindi veramente l'operatore funge da ponte tra utente e famiglia, e spesso anche ci sono dei familiari che hanno interrotto i rapporti col papà, con la mamma, e quindi il compito dell'operatore è cercare anche di ricostruire le relazioni familiari. Quindi
diventa fondamentale, e questo l'abbiamo visto anche in una ricerca che abbiamo fatto nel servizio di assistenza domiciliare per valutare l'impatto sociale del servizio. Somministrando questionari a utenti, analizzandoli, anche compilando delle schede, insomma raccogliendo una serie di dati, abbiamo visto che per molti utenti l'operatore è una figura fondamentale e che la sua importanza è aumentata a seguito del Covid, dove comunque c'è stato ancora un maggior allontanamento delle famiglie. Quindi ha una grossa importanza, anche perché sta aumentando la solitudine in modo esponenziale. Quindi l'operatore preparato è necessario. Poi una cosa, rispettare i programmi di lavoro, una competenza, perché a volte appunto si entra in situazioni talmente complicate che si tende a fare di più. Però bisogna anche un po' saper rientrare. Sapersi fermare. Esatto. Come appunto richiede conoscere i propri limiti, bisogna sapere i propri limiti, questo, e personali, ma anche del proprio ruolo. L'operatore che va a domicilio deve avere la patente. Paradossalmente è un elemento fondamentale. Però serve, insomma. L'operatore, sempre che va a domicilio, ha la possibilità di fare delle proposte innovative. Se vede che servono dei servizi nuovi, se vanno potenziate alcune cose, ha la possibilità. L'abbiamo visto noi facendo una piccola proposta per gli anziani che non avevano la possibilità di frequentare centri di aggregazione perché non erano autosufficienti per farlo, ma avevano la necessità di uscire. Abbiamo fatto un piccolo progetto che abbiamo chiamato Angonara, un progetto di socializzazione che è stato sperimentale in un comune, che però è stato copiato da altri, e adesso molti utilizzano questo piccolo progetto per svolgere attività di socializzazione con questi anziani. La formazione in generale, come si diceva, la formazione on the job, continua, quindi apprendere dall'esperienza. E questo come si fa? Anche noi, quando facciamo formazione con le assistenti domiciliari, utilizziamo dei casi di interesse generale e su questi esercitiamo una riflessione. Quindi partendo dall'esperienza si cerca di riflettere per capire cosa possiamo imparare da quell'esperienza. Troviamo delle soluzioni alternative mettendo insieme le idee di tutti e mediante la riflessione l'esperienza diventa apprendimento. Direi che soprattutto specificatamente per l'ambito di cui ti occupi in particolare, riprenderei quel concetto di acquisire delle competenze tecniche, certo. Per esempio la possibilità per l'operatore sociosanitario di fare delle iniezioni. Sì, accennavi certo. Prima al fatto come soprattutto in un contesto familiare avere l'infermiere che quotidianamente viene per fare un'iniezione non è sempre facile. Questa competenza tecnica probabilmente è possibile assegnarla anche all'operatore sociosanitario senza invadere terreni altrui, certo. Degli infermieri. Ma sicuramente acquisendo una maggiore autonomia e una maggiore possibilità di rispondere ad un servizio. Certo. Sembrava importante ricordare, certo. Questo. E poi vediamo Federica invece, che probabilmente in un contesto ospedaliero avrà alcune cose più di altre da sottolineare. Allora, rispetto al contesto ospedaliero sicuramente sono richieste competenze più tecniche, quindi un approfondimento rispetto ai contenuti anche sviluppati durante il percorso di operatore sociosanitario, molto più legati alla parte più tecnica che rispetto a quella più comunicativa e relazionale, perché come dicevo all'inizio a volte l'OS guida
chiede spiegazioni o chiarimenti o si sia a conoscenza di determinate terminologie. Quindi forse in futuro dal punto di vista della formazione, visto che alcune tematiche sono trattate in modo molto breve, di approfondire, perché poi dipende sempre da dove la persona viene inserita a livello di reparto, perché se si viene inseriti nel reparto di neurologia servono determinate conoscenze tecniche, se si viene inseriti nell'ambito ospedaliero, nell'ambito ospedaliero della cardiologia, servono altre conoscenze tecniche. Quindi probabilmente il futuro sarà quello di cercare di approfondire meglio alcune tematiche che possono essere utili all'operatore sociosanitario. Sicuramente chi intraprende questo lavoro comunque deve avere una certa sensibilità, cioè non può essere una persona fredda e che non riesce a entrare in empatia, perché prima io non l'ho detta, però siccome la dicono tutti, empatia, però deve avere una certa sensibilità, e quindi molto spesso credo che il lavoro di OS è anche una vocazione, nel senso che uno se la sente oppure no, perché richiede una voglia di mettersi in gioco tutti i giorni e di affrontare con sia competenze tecniche che anche trasversali le difficoltà della persona che si incontra tutti i giorni. Posso solo un flash che mi è venuto in ambito formativo? Volevo solo dire una cosa, penso che quest'ora sia passata molto velocemente. Volevamo anche affrontare il tema dei tirocini e forse abbiamo ancora, se siete velocissimi, 1 minuto a testa, perché poi si succede un altro webinar, un altro momento come questo, quindi dobbiamo arrivare alle conclusioni. Era proprio su questo che volevo il flash, grazie. Allora, credo che vada valorizzata l'esperienza dei tirocini che nella regione Veneto si fanno, nel senso che prevedere per norma 4 tirocini diversi è una grande ricchezza in ambito formativo e in ambito esperienziale per coloro che frequentano il corso e per le strutture che hanno modo di far sperimentare. La regione Veneto in questo, secondo me, ha un grande merito di aver previsto 4 tirocini. Io ho assunto persone che vengono da regioni diverse, non dico quali, ma a volte fanno un solo tirocinio e quindi necessitano di un grande affiancamento, un maggiore affiancamento, perché non hanno competenze maturate durante il tirocinio, quindi diventano autonomi più tardi, quindi da un punto di vista gestionale sono un po' più da sgrezzare, ecco. Comunque onore al merito per la regione Veneto per i 4 tirocini. In effetti diciamo che l'esperienza del tirocinio nel percorso formativo è un'esperienza in termini quantitativi e qualitativi molto importante, ed è un'esperienza che se la persona ha capito dove sta, cosa vorrà fare da grande, è una grandissima opportunità sia di crescita personale ma anche di prospettiva futura, perché impegnarsi in un tirocinio significa darsi delle opportunità anche professionali e occupazionali successivamente. Per quanto riguarda il tirocinio, un flash. Io dico 2 parole: che molti tirocinanti sono stati assunti poi a fare assistenza domiciliare. Mi sembra il più bello spot. Allora, per quello che riguarda i tirocini, in struttura ospedaliera sono abbastanza complessi, nel senso che richiedono, come dicevo prima, una certa serietà nello svolgimento del tirocinio, anche con delle conoscenze ben precise. Non a caso cerchiamo che sia l'ultimo delle sì, esperienze. L'ultimo, o comunque sempre successivo alla casa di riposo, ecco, questo. Però la verità è, come diceva la collega, che comunque al termine dei tirocini la maggior parte è già assunta ancora prima di essere qualificata, perché dove c'è il valore aggiunto da parte del tirocinante, poi la struttura dà l'opportunità di inserimento. Ecco. Poi per la struttura ospedaliera è naturale che bisogna fare il concorso e lì si richiede studio ed edizione. Ecco.
Bene, io credo che non siano necessarie tante conclusioni. Hanno detto tantissime cose, ma hanno saputo i miei 3 relatori fare anche sintesi di quello che volevamo esprimere. Penso che carne al fuoco, come dire, ce n'è ancora molta. Magari fra un anno potremo ritrovarci qui con un ruolo più definito, con anche da parte delle istituzioni dei passaggi successivi, con una riflessione magari sulla formazione continua, anche per gli oltre 7.000 operatori sociosanitari che da ENAIP, ma immaginiamo quanti nel Veneto sono stati qualificati da noi e dagli altri enti. Mi piace concludere dicendo che ENAIP ci tiene a questi momenti, perché poi chi fa formazione non deve mai fermarsi e non deve mai accontentarsi, deve sempre cercare la ricerca del meglio, che non si raggiunge mai, ma un piccolo passo alla volta credo che possiamo fare una grande formazione. L'ultima cosa è una frase che ho letto, non mi ricordo di quale danzatrice americana, è che devi amare quello che dovrai fare tutti i giorni. Quindi il messaggio è: volerlo fare tutti i giorni, quel lavoro, significa doverlo e poterlo amare sin dall'inizio, quindi già nella fase di formazione. Grazie a tutti, grazie ai presenti, grazie anche a coloro che si sono collegati e hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino alla fine. Grazie, ad un prossimo appuntamento. Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on. Rock it 2 step, shake them